Governo giallo-verde sempre più in bilico. Quello che fino a ieri era un insistente scricchiolio fatto di botte e risposta al vetriolo che poi si ricomponeva, si sta trasformando in una crepa insanabile. Il contratto di governo, che doveva essere il collante di una maggioranza atipica, si sta sfaldando sotto i colpi dei no incrociati dei 5 Stelle e della Lega a questo o a quel provvedimento. Si aprirebbe così la crisi di Ferragosto, con il premier Conte che sale al collo e il presidente della Repubblica Mattarella a dover prendere la ormai irrimediabile decisione di andare alle urne o meno. Per il governatore Zaia la coscienza della Lega è tranquilla. Se salta il governo vuol dire che si fermano un sacco di cose e di certo la colpa non è nostra, visto e considerato che noi non siamo quelli del no ma siamo quelli del sì, siamo per fare le robe, siamo per fare la TAV, siamo per fare l'autonomia, per fare la pedemontana, per risolvere il problema dei FAS e molto altro ancora, a differenza di qualcun altro che ha sempre detto no. A rischiare di venire stritolata nella lotta senza esclusione di colpi è proprio l'autonomia chiesta dai veneti con un referendum plebiscitario. Io so solo che ho una cartellina con scritto autonomia e fino ad ora non ho visto risultati. Se dovessi ragionare in base a quei risultati dico che c'è da arrabbiarsi, visto e considerato che sono già passati 660 giorni dal referendum e ci sono tutti i presupposti per fare l'autonomia.